Bene, buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutti i presenti di essere intervenuti a questa terza puntata, questa trilogia o la Trinità, visto che c'è Don Geretti, no? Sul tema della identità del Friuli, che è una delle declinazioni che l'Officina Autonomia e Istituzioni dentro Cantiere Friuli sta svolgendo. Credo che questi appuntamenti, questo è il terzo appunto, abbiano data la possibilità di fare dei ragionamenti attorno a questo che è un tema molto sentito e che abbiamo capito essere centrale anche in quella che può essere la geografia istituzionale di questa regione, e lo vedremo credo prossimamente quando decolerà la campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione regionale, quanto il tema autonomia e identità sarà un tema centrale degli argomenti, diciamo così, che saranno affrontati. Cantiere Friuli vuole proprio mettere a disposizione, cercheremo anche di formalizzare quello che è stato il risultato di questi 3 incontri, in maniera di dare la possibilità di dare del materiale concreto a chi appunto poi dovrà portare avanti, approfondire questa tematica. Ringrazio a nome di Cantiere Friuli e soprattutto a nome del rettore Felice Alberto De Toni, che oggi non può essere presente perché è impegnato altrove e che segue sempre con moltissima attenzione quelli che sono i lavori di questo progetto fortemente voluto dall'università, il moderatore Omar Monestier, il collega Claudio Cressati, che sarà il moderatore dell'introduzione un po' della parte più scientifica della tavola rotonda, a cui partecipa Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, che ringrazio anche per la puntuale ospitalità che sta dando a questa iniziativa, Lorenzo Fabbro, presidente dell'Arlef, Don Alessio Geretti, direttore dell'ufficio diocesano per la catechesi e responsabile della pastorale della cultura per la diocesi di Udine, ma noi nel nostro immaginario è legato a quella bellissima esperienza di Diec, di Illegio, dove questo piccolo paese è stato trasformato da questa formidabile intuizione che insieme ha organizzato. E poi il dottor Germano Scarpa, presidente di Biofarma. Io non mi dilungo oltre, perché credo che sia interesse di tutti ascoltare più precisamente quello che saranno le idee portatrici attorno a questa tavola rotonda. Ricordo semplicemente che Cantiere Friuli è entrato a lavorare a pieno regime e il mese di marzo vedrà diversi appuntamenti, sia dell'Officina delle Innovazioni, sia dell'Officina coordinata da Sandro Fabbro, che presenterà le conclusioni di un lungo percorso che ha fatto, e nuovamente avremo la possibilità anche di ragionare attorno al tema della demografia. Come ho anticipato l'altra volta, si aprirà un piccolo cantiere che non si chiamerà cantiere perché l'amico Andrea Valcic, compagno di lunghe battaglie, ci ha rubato il nome perché ha fondato Cantiere Udine, e noi comunque come Cantiere Friuli dedicheremo un'attenzione particolare con 3 incontri il mese di aprile sui temi della città. Quindi buon lavoro, e faccio io un po' da padrone di casa, tra virgolette, come responsabile di Cantiere Friuli, e darei la parola a Elena Orlando, che è la coordinatrice di questa officina. Grazie. Anche il mio essenzialmente è un indirizzo di saluto e un ringraziamento agli ospiti illustri che
questo pomeriggio hanno voluto condividere con noi qualche riflessione sul tema di cui noi ci stiamo occupando, quello dell'identità del Friuli, tema che, come molti di voi sanno, è già stato affrontato in 2 seminari, sempre gentilmente ospitati dalla Fondazione Friuli, e questo senza ripetere cose che ho già detto in occasione dei nostri 2 precedenti incontri, perché noi riteniamo di dover porci preliminarmente un interrogativo, preliminarmente rispetto al lavoro di studio di possibili modelli di governance di area vasta per il nostro territorio. E questa riflessione preliminare riguarda il se l'elemento, la componente identitaria, quindi qualcosa che esprime intimamente il modo di essere di una comunità, debba trovare o meno spazio all'interno degli assetti istituzionali e poi eventualmente porci il problema del come. Quindi per rispondere a questo obiettivo abbiamo ritenuto opportuno costruire un dialogo a più voci attraverso le discipline scientifiche che si sono confrontate nei 2 precedenti tavoli. Oggi vorremmo ascoltare le voci di alcuni esponenti significativi della nostra comunità, i quali ciascuno dal proprio angolo prospettico sicuramente ci fornirà un prezioso contributo per arricchire ulteriormente le nostre riflessioni. Nostre riflessioni che colgo lo spunto dato da Mauro Pascolini sulla calendarizzazione dei lavori del cantiere. Per quanto riguarda l'Officina Autonomia e Istituzioni, il prossimo appuntamento sarà il 12 marzo e in quell'occasione presenterà i propri lavori il gruppo che ha a che fare con l'organizzazione e il personale, quindi per capirci un po' il tema del comparto del pubblico impiego, che sarà analizzato attraverso le proposte di alcuni strumenti di contrattazione e attraverso l'analisi di alcune esperienze di rete tra pubbliche amministrazioni. Io rinnovo quindi come coordinatrice dell'Officina i miei ringraziamenti agli ospiti e in particolare alla Fondazione Friuli che ci ha ospitato in questo percorso e un ringraziamento particolare anche al Messaggero Veneto nella persona oggi del suo direttore che ci ha accompagnato in questi incontri e che condivide un po' con l'Ateneo quest'idea per cui è importante anche fare animazione culturale del territorio e della comunità e speriamo che il Messaggero sia con noi anche per le iniziative future. Grazie. Grazie. Bisognerebbe che anche un po' la nostra rappresentanza politica fosse con noi nel corso di questi dibattiti, è che stiamo vivendo una lunghissima fase di campagna elettorale per cui sono tutti forse anche giustamente distratti da altre cose. Il problema è che quando si è in campagna elettorale si pensa poco, si parla molto e forse questo non aiuta, mentre invece l'ipotesi di lavoro del cantiere Friuli è esattamente il contrario, pensare un po' di più, parlare un po' meno e pesare le parole. Allora, il Presidente della Fondazione Friuli che ci ospita vuole salutarci, benedirci, con rispetto parlando per... Alla fine gli facciamo... Va bene, allora ok, d'accordo. Allora se siete d'accordo anche per evitare appunto di annoiarvi come moderatori, io do subito la parola al professor Cressati che ci fa un po' il quadro, ci fa partire e poi sentiamo i contributi dei nostri ospiti. Prego professore. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, buonasera a tutte e a tutti. Quest'oggi è stato affidato a me il compito di introdurre i nostri lavori e le altre 2 volte lo aveva fatto l'amica e collega Elena D'Orlando e lo faccio ricordando brevemente anche a beneficio dei partecipanti della tavola rotonda che non erano potuti essere presenti in occasione dei 2 appuntamenti precedenti, cosa abbiamo fatto fino adesso. Innanzitutto qual è la mission della nostra officina all'interno del più ampio cantiere Friuli.
L'officina è composta essenzialmente da giuristi, io sono uno dei pochi infiltrati, ha come finalità quella di, appunto, lo ricordava Elena adesso, di pensare e ipotizzare nuovi assetti istituzionali per il Friuli in un contesto in cui abbiamo assistito al venir meno di strutture tradizionali a cui eravamo abituati da decenni, per non dire da oltre un secolo, per esempio le province, e dall'altro sono nate realtà come le UTI che stanno partendo con velocità disuguale e con disuguale capacità operativa, diciamo così. Nel contempo non c'è solo un contesto ordinamentale diverso, ci sono anche nuove sfide, nuove opportunità con cui il Friuli è chiamato a confrontarsi sia al suo interno ma anche e soprattutto direi al suo esterno. Il resto d'Italia e l'Europa, diciamo l'esterno vicino e poi l'esterno più distante, anche se distante dal punto di vista dello spazio, non certo della velocità delle connessioni e dei rapporti. E naturalmente questo esercizio, per non essere puramente accademico, teorico, ma per avere finalità concrete, non potrà non riferirsi all'intera regione Friuli-Venezia Giulia, cioè alla realtà istituzionale in cui il Friuli è ricompreso e in cui si esplica la sua autonomia. Il titolo dell'officina è Autonomia e Istituzioni. Questo pur sapendo molto bene che il Friuli non è tutta la regione e che nel contempo il Friuli va oltre la regione. Questo compito, per poter essere svolto efficacemente, naturalmente non può, come dire, muoversi nel vuoto, guardando soltanto alle norme e agli istituti giuridici, ma deve rispecchiare l'idea di comunità in cui ci riconosciamo, come università innanzitutto. A tal fine l'officina, appunto, come già detto da chi mi ha preceduto, ha deciso di premettere temporalmente e logicamente al lavoro sui singoli aspetti più squisitamente giuridici una riflessione preliminare sul tema dell'identità, intesa come condition préalable rispetto al lavoro successivo. Insomma, se, per usare un antico brocardo, ex facto oritur ius, il fatto dell'identità del Friuli richiedeva di venir articolato preliminarmente alle declinazioni delle nuove possibili forme dell'autonomia friulana. Questo perché, come veniva ricordato la volta scorsa, per i giuristi l'identità è un concetto presupposto, cioè qualcosa che essi non possono produrre da sé, almeno questo, ma per il quale si rende necessario il contributo euristico di altre discipline. L'officina perciò ha deciso di dedicare i primi 2 incontri all'apporto e al dialogo tra discipline non giuridiche, che rappresentano in qualche modo il sostrato che può spiegare l'esistenza o meno, perché dal punto di vista scientifico l'identità è qualcosa di cui appunto da non dare per scontato, ma da verificare nel concreto, l'esistenza di un'identità del Friuli, e che nel contempo costituisce, se esiste, ove essa esista, il presupposto fondamentale, la giustificazione direi fondamentale per la sua autonomia. Abbiamo quindi come cantiere, come officina, partecipato, preso parte ad un dialogo stringato ma denso, che ha visto come protagonisti la storia con Cesare Scalon, la geografia con Mauro Pascolini, la linguistica intesa in senso ampio con Federico Vicario, l'economia con Roberto Grandinetti, l'antropologia con Sabrina Tonutti, la scienza politica con Marco Stolfo, tutti presenti e che ringrazio anche personalmente.
chiamandoli ad affrontare il tema dell'identità del Friuli in base ai rispettivi metodi, innanzitutto, e alle rispettive finalità e sensibilità scientifiche. A questo sestetto si sono aggiunte nel primo incontro 2 identità vissute, così sono state chiamate. Quella di Gianfranco Ellero, che in questo contesto non ha bisogno di etichette o di presentazioni, e quella di Antonio Baldino, che ci ha portato una testimonianza da una realtà assolutamente particolare, quella di Alghero, una minoranza catalana all'interno della minoranza sarda in un'isola. Non è certo mia intenzione riassumere o tentare di riassumere qui la ricchezza dei contributi che sono stati portati, ognuno dei quali aveva, come dicevo, una forte caratterizzazione e un approccio originale. Tenterò di tracciare quelli che ritengo alcuni punti fondamentali espressi dai vari contributi che, a mio giudizio, hanno manifestato una convergenza sostanziale ad un tema così complesso e sfaccettato. Almeno per quanto mi riguarda, mi sembra che l'identità del Friuli che emerge dai vari contributi possa essere caratterizzata dai seguenti elementi. Innanzitutto una individualità storica caratterizzata da una profondità cronologica sostanzialmente ininterrotta dal Medioevo ad oggi, almeno dal 1077, ma anche prima in realtà, una identificabilità geografica che, se ha conosciuto momenti di mobilità a est e a ovest, in realtà ha mantenuto una sua stabilità e una riconoscibilità molto elevata in un territorio che è al contempo unitario ma anche plurale e policentrico. Una originalità linguistica che contraddistingue il Friuli dai territori contermini e che le è specificatamente propria e che risulta ulteriormente arricchita dalla presenza all'interno del Friuli sia di altre lingue sia di specificità e di varianti locali. Tutto questo ulteriormente caratterizza la pluralità dell'identità friulana. Questi elementi, emersi in particolare, ma non esclusivamente, nei primi 3 contributi, non sono però dati immutabili e come tali non lo sono stati presentati dai relatori, ma evolvono e si modificano costantemente, non solo dal punto di vista oggettivo, ma direi anche e soprattutto dal punto di vista soggettivo, cioè dal punto di vista dell'osservatore, che può essere un osservatore interno o esterno al Friuli, che può essere un osservatore simpatizzante o antipatizzante nei confronti di questa identità. E qui i contributi della seconda giornata si sono rivelati, a mio avviso, particolarmente preziosi. Questo sia quando hanno sottolineato il valore progettuale dell'identità, che ha sì una base data, non per nulla sono ricorsi più volte termini come eredità, patrimonio artistico, linguistico, paesaggistico, ma che però, come i talenti della parabola evangelica, deve essere messa a frutto per non isterilirsi, sia quando hanno sottolineato le contraddizioni con cui troppo spesso la classe politica e intellettuale friulana, o almeno una parte non secondaria di essa, ha vissuto questa identità nel corso del tempo, vista non di rado come qualcosa da minimizzare, se non addirittura da negare. Sia infine quando ci hanno ricordato che l'identità può portare sviluppo solo se si coniuga con 2 atteggiamenti, direi con 2 comportamenti meglio,
in cui i friulani non sempre spontaneamente eccellono. La cooperazione e la partecipazione all'interno del Friuli e l'apertura verso l'altro e il diverso, il Forest. Sia quando questo Forest arriva qui, sia quando lo incontriamo o lo andiamo a cercare sui mercati del mondo. Insomma, quella che è stata delineata, ripeto, nella diversità degli approcci e delle sensibilità, è una identità del Friuli che si consolida accettando di cambiare, di rimettersi in gioco costantemente, di relazionarsi con tutti gli attori coinvolti, persone, organizzazioni private, istituzioni, conscia che una innovazione consapevole è la migliore espressione di quelle potenzialità che fanno del Friuli una terra non certo eccezionale o straordinaria per sé, ma eccezionale e straordinaria per noi, perché è la nostra terra, anzi, per usare un termine che in questo contesto non mi sembra stonato, la nostra patria. Grazie. Senta, posso fare un'osservazione che spero non le sembrerà un po' campata per aria. Quando ha usato la parola antipatizzante, io mi sono, come dire, sentito trapassato da una scossa. Sa perché? Perché una questione che io ho notato molto frequentemente in Italia, io ho lavorato in varie regioni, alcune a statuto speciale, alcune a statuto ordinario. La sensazione che si ha quando si racconta agli altri di che cos'è l'autonomia speciale, quindi adesso parlo non tanto del concetto culturale della patria, ma della questione amministrativo-politica, per così dire, risultiamo antipatici agli altri, a quelli che non beneficiano dell'autonomia, perché non se ne danno ragione, non riescono a capirla ed accettarla. Quando tu gli spieghi, guarda però che sovente le regioni a statuto speciale, tranne un'eccezione in particolare, sono governate meglio, c'è un maggiore controllo della spesa, perché noi qui ci raccontiamo sempre che non funziona nulla, che non va bene, ma vi assicuro, come forse avrete avuto modo di verificare voi stessi, che in altri posti del Paese è molto peggio. Ecco, quando raccontiamo queste cose, gli altri italiani pensano che sia un'ingiustizia nei loro confronti, e questa sensazione di differenza, che a noi piace molto, non è percepita come valore positivo dagli altri. Tanto meno, e qui dico una cosa che spero non offenderà nessuno, quando usiamo la lingua come elemento anche di discrimine fra noi e gli altri, quando rivendichiamo il diritto a una lingua tutelata costituzionalmente, sono tutte le cose che qui sapete bene. Ecco, noi impattiamo contro un'opinione pubblica che ci considera antipatici perché diversi da loro, perché privilegiati secondo loro, e poco valgono le nostre considerazioni, tipo quelle che lei ha così bene riassunto. Basta, fine, era solo una piccola chiosa che mi sentivo di dare. Voleva rispondermi subito? La vedo? No. Il fatto che molti considerino antipatici i diversi non è una grande sorpresa. Contenti di essere antipatici? No, ma forse il problema è più negli altri, che considerano la diversità altrui un disvalore. Adesso non voglio fare filosofia, è anche un problema nostro, perché io spesso mi chiedo come mai noi non riusciamo a spiegare agli altri che forse il modello giusto per questo Paese è quello lì, è quello di valorizzare le diversità e le autonomie piuttosto di continuare con questa idea che in fondo è comune a molte classi dirigenti a livello nazionale dello Stato unitario, quando la storia di questa Repubblica molto recente dimostra che forse non è quello il modello che va bene per l'Italia, perché peraltro la sua storia dice altro. Va bene, mi taccio e andiamo avanti, altrimenti... È d'accordo? Mi taccio, va bene. Allora, abbiamo portato sul tavolo 3 esperienze molto diverse fra loro, perché entrambe rappresentano un'idea e un percorso originale, una tipicità che però sta all'interno di un contesto più generale. Allora cominciamo dall'economia. Do la parola a Germano Scarpa, che è riuscito a fare una cosa di cui pochi sanno, che funziona molto bene, che è in continua crescita. Non so se ci vorrà parlare della sua azienda, ma credo no, anche un pochino sì, ma insomma non solo della sua azienda, e che se ci racconta da imprenditore come vive questo concetto dell'identità del Friuli. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, cercherò veramente di parlare pochissimo
della Biofarma e del sottoscritto, ma cercherò di, attraverso la Biofarma e il sottoscritto, portare degli esempi per dare contenuto a quello di cui stiamo parlando oggi. Io ho iniziato a fare l'imprenditore di prima generazione, quindi 30 anni fa, e devo dire che le prime volte che andavo nell'associazione di categoria a Milano mi dicevano che fare il tipo di impresa che avevo scelto di fare in Friuli era impossibile, perché eravamo in un angolo di mondo e nessuno sarebbe mai arrivato Però qui. chiedo scusa, possiamo anche dire brevemente in che cosa consiste la Biofarma? Perché Certo, va magari bene. noi Allora, lo sappiamo, sì, ma forse ha non ragione. tutti. Allora, la Biofarma è una società ad alto contenuto di innovazione, ma anche ad alto utilizzo di evidentemente manodopera, quindi è un'azienda che pensa e muove le mani, io la definisco così, nel campo dei prodotti per la salute, delle persone però sane, e quindi produce prevalentemente integratori alimentari, prodotti cosmetici e dispositivi medici, che sono dei prodotti affini agli integratori o ai prodotti cosmetici, però dedicati alle piccole patologie. Chiaramente è nata, come dicevo, 30 anni fa e è riuscita a svilupparsi grazie al fatto che, oltre ad essere un'azienda manifatturiera, come ho detto, prima di tutto progetta i prodotti che poi vende ai grossi marchi, perché non lo so, per fare dei nomi, prodotti della Manetti e Robert, tipo Somatoline, che è un marchio che forse le signore che sono presenti in sala conosceranno, piuttosto che il Malox, sono prodotti che vengono realizzati a Mereto di Tomba. Anzi, una volta facemmo un prodotto per la Plasmon e siccome il manager della Plasmon pensava che le mamme non avrebbero mai comprato un prodotto fatto in un posto che si chiamava Mereto di Tomba, hanno scritto Mereto di T, cioè queste sono le cose simpatiche. Ma se mettessimo solo Friuli, per esempio, che potrebbe essere una bella idea anche no, la legislazione no, purtroppo il comune ci vuole. No, la legislazione non lo permette. Va bene. Non lo permette. Poi il sindaco di Mereto, assieme ai sindaci di Flaibano e di un altro paese limitrofo, avevano tentato di unificare i tre comuni, ma tutti vogliono unire, poi quando si tratta di unire alla fine i referendum vanno male, e il paese in questo caso sarebbe chiamato Castelliere. Castelliere, c'è un motivo che magari vi racconto dopo in un'iniziativa che stiamo proprio portando avanti assieme al comune di Mereto, proprio per valorizzare il territorio. Allora dicevo, l'azienda è un'azienda che produce, che quindi casualmente si è trovato in un territorio che io definisco agricolo e che, avendo avuto la fortuna di espandersi, ha cominciato anche a costruire dei capannoni che potevano avere qualche impatto con quello che era l'ambiente circostante. Bene, diciamo che sempre nel rispetto del territorio abbiamo sempre cercato di salvaguardare il più possibile, nei limiti del possibile, di un'attività industriale, delle aree verdi. Abbiamo cercato di fare anche con il comune alcune iniziative che permettessero evidentemente di avere un impatto ambientale il minimo possibile. Ma la cosa che appunto recentemente abbiamo deciso di portare avanti è che a fronte di un nuovo investimento industriale abbiamo deciso di recuperare alcune viabilità campestri che conducono a una sorta di insediamento dell'era, mi pare, paleozoica, che si chiama Castelliere, e che il comune ha già rimesso in ordine, per dar modo ai cittadini, alle persone che anche lavorano da noi, perché noi oggi abbiamo circa 450 persone che lavorano, di usufruire nei momenti di bel tempo, nei momenti di svago, di questa territorialità. Andando anche a fare un'operazione ulteriore, che è quella di cercare di recuperare alcune coltivazioni tipiche di quel territorio,
per poi magari riprodurre o comunque raccogliere i prodotti e darli evidente al costo alle persone che lavorano in azienda. Abbiamo anche un progetto sempre sugli stessi territori, che è quello di selezionare delle piante officinali per fare un prodotto per la salute a chilometro zero, e tutto questo evidentemente lo abbiamo messo in piedi assieme alla collaborazione del Comune di Meleto di Tomba e anche assieme al professor Grandinetti, che sta curando un progetto in questo senso. Sì, suo fratello è vero. Però tornando ai valori di questa terra e tornando anche ai vantaggi del fatto di essere una regione a statuto speciale, io condivido con il direttore che spesso noi non sappiamo, difettiamo di comunicazione nei confronti di quello che è il mondo esterno al Friuli, ma parlo dell'Italia, non sto parlando dell'estero, in quanto ritengo che spesso, e questo lo ritroviamo anche nel mondo industriale, siamo troppo chiusi, difficilmente sappiamo fare rete, difficilmente sappiamo trovare coesione tra le imprese che fanno cose diverse e che viceversa potrebbero trovare delle sinergie, ma non solo commerciali, anche di cerebrali, se le posso definire così. E poi diciamo che abbiamo mediamente una chiusura al mondo che non conosciamo, e questo è un peccato, perché io sono un grande difensore di questo territorio e della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Pensate che io le mie email, a chiunque le mandi, scrivo sempre mandi. Tant'è che un giorno un signore alla terza email mi ha risposto, dice: scusi, cosa devo mandarle? Perché sembra... Però questo che voglio dire è che anche noi lavoriamo, siamo un'azienda strana, perché siamo su questo territorio, ma non facciamo economia in questo territorio, lo facciamo completamente al di fuori di questo territorio. E quindi abbiamo spesso ormai settimanalmente visite un po' da tutto il mondo. Abbiamo trovato dei bellissimi volumi scritti in inglese che sono così, presentano il Friuli, ma non è stato, devo dire, molto facile, e la gran parte delle persone rimangono affascinate perché cerchiamo di trasmettere la nostra cultura, ma spesso il friulano ha il terrore che, aprendosi agli altri, di perdere la propria identità. Io penso che la nostra identità è talmente forte e talmente radicata che se avessimo un po' il coraggio di essere un po' più aperti, e ritorno al discorso del direttore, e quindi di dire che il nostro modello Friuli va bene e funziona e andrebbe replicato anche forse in altre regioni d'Italia, ecco, potremmo diventare una case history, potremmo diventare dei trascinatori di un modello che fino ad oggi, io sono nato a Udine, sono orgoglioso di essere qui, il direttore sa che ogni tanto per altre funzioni che ho difendo il territorio, anche forse certe volte in maniera esagerata, ma lo faccio perché questo è il mio compito, ma non nego mai l'apertura a tutto ciò che mi sta intorno. Questo forse, se devo dire, è il nostro principale difetto, l'essere sempre troppo chiusi in noi stessi. Senta Scarpa, però me l'ha servita così bene su un piatto d'argento che non posso non coglierla. Lei sa che io la stimo e abbiamo partecipato anche ad alcune battaglie che abbiamo fatto in un contesto diverso da quello imprenditoriale, però com'è che quando cambiate cappello poi cambiate anche di posizione? Perché come imprenditori siete per fare rete, comunque per cercare l'apertura, poi quando state all'interno del sistema associativo, per esempio, no, dico per caso, no, ma insomma c'è un dato di fatto, se no stiamo qui a farci i complimenti. Com'è che poi quando dovete cercare di replicare questo modello
e in questo sarebbe interessante, poi lo sentiremo, Don Geretti ha fatto esattamente il contrario, no? Oltre a predicarlo l'ho anche realizzato. Come classi dirigenti però pare che quando uscite dall'azienda andate in altri contesti rinneghiate un po' questo bisogno d'apertura, questa capacità di stare insieme, eccetera. Tema lunghissimo, le chiedo una battuta rapida. Veloce. Come imprenditore in generale colpito e affondato, come Germano Scarpa io ritengo che sia un grave errore che il mondo dell'imprenditoria regionale non riesce a cogliere, e come però ho già detto in sedi molto più ristrette, prima di tutto dovremmo, noi imprenditori per primi, lasciare perdere la politica delle seggiole. Va bene, fermo qua perché anche questo era un assist non male. Lorenzo Fabbro, presidente dell'Arlef, abbiamo parlato fra le altre cose anche di lingua. Prego, voleva intervenire il presidente? No. Ah no, ho intercettato, va bene, ok. No, avevano detto alla fine però, no? Non è che sto facendo uno sgamo. Va bene, ok. Prego Fabbro. Sì, grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie all'Università, in particolare alla professore D'Orlando e al professor Pascolini per l'invito. Tanto che presidente dell'organismo regionale di politiche linguistiche non può che presea e condividi l'attenzione che viene dedicata dall'Università con questo cantiere all'identità del Friuli e anche alle relazioni tra identità e autonomie. Non hai potuto essere presenza ai appuntamenti che prima di questo, in particolare al 5 di febbraio, però io ho visto e sono stato un'evore interessante. È stato un'evore interessante il circuito virtuoso che al Venfore, che al partito dall'identità del Friuli, che se conosciute e riconosciute e quindi vivute in maniere positive, a poi diventa fondamento e risorse per l'autogoverno. E io favelerai di Lenghe, perché sono presidente dell'Arlef, hai di sottolineare che gli elementi rilevanti dall'identità e dall'unità del Friuli ha chat in casa dal suo profilo linguistico e culturale plurale, con le sue quattro lingue e con la particolarità delle lingue furlane, che giustamente definite anche delle leggi, tante lingue proprie dal Friuli, tante lingue autoctone di questi territori. Senza dismentearsi dai furlans e dal Friuli che le fuori appunto dal Friuli, gli emigranti e i discendenti che stemme alle venuti fuori giustamente anche le vostre discussioni. Alle pertanto, per mio conto e per nostri conti, ragionevole sostenere che senza lingue furlane non esisterebbe il Friuli e non esisterebbe l'identità del Friuli. E che è sbagliato, se qualcuno al vuol farlo o all'intenzione di farlo, separare la lingua, o meglio, le lingue dal territorio di che altri aspetti peculiari dall'identità, che vi trattati in maniera un'evore precisa, tanto che il paesaggio, l'ambiente, la storia, le tradizioni, tutti queste altre materie. Hai di dirlo, anzi mi piace dirlo e ribadirlo, perché non lo facciamo mai a vonde, per nostri conti la presenza, quindi che la presenza delle minoranze linguistiche storiche di questi territori costituisce uno dei fondamenti dell'autonomia speciale delle regioni, lo sappiamo, con derivazione costituzionale dall'articolo 6 e statutario dall'articolo 3 del Statuto della Regione. E a riguardo se di la dimensione che sta spiega, la dimensione culturale che dai diritti. E è un strumento essenziale per increscere la coesione sociale, la partecipazione democratica e il sviluppo economico di tutta la cittadinanza e delle nostre comunità. Ai 5 di febbraio è venuto fuori anche di lungo dal dibattito che è stato dopo dalla discussione qualche intervento, la professora Schiavi, anche il professor Raimond Strassol, che faceva in riferimento a domandavi di fare qualche sottolineatura rispetto alla situazione. No? Sono ridotto il professor Strassola faceva riferimento all'ultimo scandalo sociolinguistico che è stato realizzato nel 2014 alle più recenti, proprio di università, con un lavoro ben condotto dal professor Melchior. Us qualche data, perché sono interessanti anche rispetto al tema che stiamo trattando.
In tal 2014 la lingua furlane è venuta fuori che anche una lingua vive inserita in un contesto ormai plurilinguistico in maniera definitiva. Les province di Udin, Gorizia e Pordenone avevano 600.000 persone che affevelen in lingua furlane. Di questi 420.000 alle affevelen regolarmente, 180.000 in maniera occasionale. Si tratta di un caso del 60% della popolazione delle tre province e anche se zontin l'intera popolazione della regione sino a quasi la metà. Un altro aspetto importante che è di rimarcare, io sto parlando furlanchi perché a Udin possiamo farlo tranquillamente e al venfore anche dal scandalo sociolinguistico possiamo farlo in qualsiasi occasione, quindi vi pure che non lo scappissimo, perché al venfore che la comprensione con le competenze passive, ecco, anche tra cui che non lo fa vele, ha in te quasi la totalità della popolazione e che scandalo è stato fatto in maniera un'evore precise. In provincia di Pordenone e Gorizia più dell'83% della popolazione capisce il furlan e va su al 96% delle province di Udin. L'umpari anche che i cavegni di fuori, anche i foresti, tanti che elementi di integrazione. Una note sulla magari così no, sulla perdita dei locutori che persiste, è stata evidenziata anche dall'ultimo scandalo che si è riduciuta però di quel che succedeva fino agli anni 2000. Si perdeva dagli ultimi decenni dal Novecento con una percentuale di più o manco l'1% ad anno di locutori e questo chiaramente per effetto delle cesure, delle trasmissioni dalle generazioni, dai paris e dai nonus ai figli, che è cominciata per i pregiudizi che si è vinta negli anni 60, a voi che sta di perdite si attesta al 0,6 annuale e con tendenza a una riduzione. Questo si può leggere in due maniere. L'aspetto positivo di una riduzione che evidentemente è stata decentrata e realizzata grazie alle di tutele e delle azioni metodisi in campo dagli ultimi 20 anni, è un aspetto negativo che nonostante che si continua a perdere locutori e questo a causa delle mancanze di una politica linguistica efficace e continuative che c'è dentro i due settori. Il vero obiettivo, come è stato realizzato e centrato di qualche altra minoranza a Torpa Europa che partiva anche di qualche situazione, in qualche caso pies di noi altri, è recuperare e increscere il numero dei fevelanze e si può fare. Per cui un altro fenomeno interessante è quello dei giovani, che i giovani con manco di 30 anni avevano in furlan più dei 30 anni e dei 40 anni che sono subito più anziani di loro e questo lo ha chiamato Melchior un sbalzo che è un dato salto considerato. Questo lo vedo non da ricerche ma anche dalle esperienze di ogni giorno. Vedo che tanti giovani si recuperano anche in età dell'adolescenza e anche più tardi la lingua furlane è coerente con l'osservazione delle società e dal territori, dai avvenimenti culturali per esempio. Fino a pochi sin da ora sarebbe stato un'evore difficile, impensabile di vedere a manifestazioni di culture paesove, musiche, festival, teatri, anche incentrati sulla lingua, una partecipazione così grande di bande di pubblico di giovani. Questo è un segno palese ma non unico di un'inversione di tendenza e una modificazione profonda dal senso stesso del favela furlan che si viaggia al futuro con prospettive diverse a pet dal passato. Le opinioni, ecco, il discorso dal status a pro delle tutele attive delle lingue, anche questi sono un'evore incresudis, sono maggioritari in tutti i tre province, in tutti i territori, anche lì che si considera che il furlan è manco il doprat o manco il preseat, che si esprime anche tra i non locutori che sono a favore della presenza del furlante a scuole sono 2 terzi da intervistare, anche per Pordenone e Gorizia, no, dove in provincia di Udin, e questo va di pari passo con la percentuale un'evore alta dai genitori che è sempre stata a permanente al tempo di genitori che si escono di aderire al percorso scolastico per i figli. La percentuale di cui cal declara che i due genitori furlani avresti di trasmettere la lingua ai figli è plebiscitaria dappertutto, con
con percentuali che arrivano dolce al 90% della popolazione, e che data qui è cresciuta di più di 15 punti in percentuali dal 90 voti a voi. Insomma, sono cambiati tanti robe, per dire che vuol dire la lingua per Friuli, per identità. Le cifre ovviamente di trasmissioni linguistiche effettive agli sfamei dopo sono manculati purtroppo, però no, sì, comunque importanti. Il 55,9% dei locutori ai favele furlan oppure tutti i due lingue furlan italiano ai FIS. Si c'hanno più i programmi radio-televisivi in lingua furlana per dal passato, si lei di mancula, la dimensione delle strutture per furlan purtroppo che è il problema dell'alfabetizzazione minoritaria, in particolare la scrittura digitale, in nuove tecnologie. E ancemo sempre per la questione dell'alfabetizzazione che la scuola ovviamente ha importanza e anche qualche responsabilità, se non è attenzione per la grafia corretta. I giovani si scrivono più per furlans delle persone anziane, in particolare attaccando a doprare la lingua, anche i messaggi di posta elettronica, gli sms e i media sociali. In sintesi, le entità tal complesse, per fare qualche riflessione utile anche al tema di voi, si sono perdute intanto al tempo di indire un'evore dai stereotipi negativi legati all'uso del furlan, e al stesso tempo è calata, questa ricerca, la forza delle rivendicazioni ideologiche, di cui che ritiene di associare l'uso delle lingue a qualche plus culturale o identitario. Dal 2014 il furlan abbiamo veduto tanto che una lingua non connotate, una lingua normale, una lingua che si può sdoprare normalmente, o una lingua dal territorio, sì, connettude con la sua storia e il suo presente, però senza apologie particolari o epicità in talus, e anche senza opposizioni nette e radicali che minacciano gli status linguistici come che succedeva dal passato. In altre parole, la tutela del furlan, le sue occasioni di uso pubblico, l'entrata delle scuole, hanno fatto calare stereotipi negativi e hanno alzato il status. In questo nuovo contesto sociale, globalizzato e anche digitale, che è diverso o minoritario, non viene più per forza svalutato, ma anzi calcolato, particolare e ancorante. La società si è per una certa forma deideologicizzata, e in questo contesto anche le lingue non vengono più chiamati a fuori di significati etici, valoriali o politici, ma adoperati con semplicità e normalità, e questo sono ridotte di bande dai giovani. La ricerca toccava anche l'aspetto particolare e per noi interessante di autodeclarazione o autopercezione dalla dimensione identitaria. Ecco, questa è un dato anche importante che è stata articolata dalle dimensioni dal sentirsi cittadino furlan, cittadino italiano, cittadino dal Friuli Venezia Giulia e cittadino europeo. E ovviamente l'analisi dal campione complessivo dividuto in 3 province di riferimento hanno fatto notare che la maggioranza di chi che si sente in furlan, prima furlan, ecco, è in provincia di Udin, 41,8%. Da che altre 2 province, quasi il 30% che è di Pordenone, circa il 20% che è di Gurizze, quel capiarta l'identità furlana in percentuale rispetto a Udin aveva guadagnato dall'identità di cittadini dal Friuli, Venezia Giulia, dalla regione tal suo complesso, che è quasi inesistente, un'evore bassa invece in provincia di Udin. Dal Pordenonese e dal Gurizzan, la declarazione di sentirsi cittadini dal Friuli Venezia Giulia va su fino a rappresentare circa un quarto dai intervistati. Il fatto di sentirsi prioritariamente italiani invece è un fatto trasversale che c'è in tutto il territorio, in tutte le province, circa un terzo da intervistati si declara in prima cittadini italiani, e l'identità europea va tra il 10 e il 18%, aumentando di importanza percentuale, ma anche l'indonge dal confine orientale. L'uso della lingua furlana è significativamente correlato con la dimensione identitaria. L'uso regolare del furlan riguarda più di 3/4 di chi che si sentono identitariamente furlans,
e se zontin anche che i fevelanz occasionali si arriva al 90%, cui cal fevele si sente furlan. L'identità, la sempiar di Lingsvels, volevi daus anche mo qualche data, ecco, questa è la situazione che in strucche che usai illustrate che è venuta fuori che è attuale dal 2014. L'enghe vive e presente, però al ven fuori anche la necessità per fare che il passo ulteriore che ho dicevi di politiche linguistiche per mantenere al passo cui teams e la modernità per rendere effettivi il suo uso in 12 ambiti e incresci i locutori, che è la vera sfida. Vino fatto tutto quel che avevamo di fare in questa regione, partendo dall'impegno delle istituzioni, per rispetto delle leggi, la garanzia dei diritti, no, forse no, anche se azioni positive, sicuramente anche investimenti importanti sono stati fatti. Per un bilancio di questo o rimandaresse, e non voi a slungiarmi masse, agli atti di conferenze di valutazione sul stato di attuazione della legge che si è da vuelta il mese di dicembre e tra l'altro avvegneranno pubblicati come in occasione delle prossime feste delle patrie dal Friuli. C'è qualche punto problematico così, lì che poi chiudiamo? Sì, lì che si è attaccato però a lavorare, il plan generale di politica linguistica e i plan speciali, la certificazione linguistica per le lingue furlane, importante, che manciave e che lì che viene cominciato a lavorare e l'università sta sviando un ruolo importante, la scuola, il centro di documentazione per i materiali didattici, la comunicazione, la questione dei RAI, la tecnologia, eccetera, eccetera. Visione europeana, no? Un'identità furlana per noi vuol dire che sentirsi furlano non è in contrasto con sentirsi cittadini del mondo, e si viaggia, quel che dicevo in prima. Per me conto, l'essere furlano non ha nessun problema, anzi, perché ho sempre questa ricchezza, questo misclicciamento insomma, di culture, che la nostra ricchezza ci permette di ragionare così. Un aspetto positivo dagli ultimi anni è stata anche l'adesione di bande della nostra regione al network per promozione delle diversità linguistiche in Europa che tiene ad tutti i governi dai territori lì che sono presenti le minoranze linguistiche, i catalani, i bassi, i bretons, i galiziani, i gallesi, eccetera. Un'occasione importante per avere una visione slargiata sull'Europa. Tante volte si in una mentalità la mentalità provinciale che è peada al monolinguismo. Insomma, in Europa 50 milioni di abitanti europei avevano una lingua differente di che dal Stato, non è una questione, è tutt'altro che provinciale. Un esempio che è significativo, vi favelate l'identità, l'autogoverno, l'autonomia, hanno a che fare con l'economia, con le prospettive di sviluppo, che sta la presidente di questo network, che è la ministra della Frisia, Leeuwarden, è stata ospite della conferenza di valutazione e ha presentato Leeuwarden 2018. Leeuwarden è la capitale della Frisia, che sta è capitale europeana, capitale europea della cultura. È una città per cui è stata dalle dimensioni di Udin e non c'è tan biele, Udin è più biele e anche il Friuli, e si mangia migliore e si beve migliore. E come sono arrivati a diventare a vincere queste sfide così importanti che porterà sviluppo e prospettive, coesione sociale, bilinguismo, plurilinguismo. Allora dite chi e queste sono le charte scansuiate e hanno vinto. A questo network è un lavoro importante, la lancia chi, ma ve la ringa con il rettore, insomma, al Sares Biel che partecipa, che aderisce, tanto che membri associati, anche all'Università del Friuli, sono tante università di tutta Europa che fanno parte, è veramente un'occasione di crescita. Per concludere, come Arlef operiamo e continueremo a operare per attuazione delle tutele e per valorizzazione del patrimonio culturale e identitari comunque e la lingua furlane. Come succede in altri bandi in Europa, in realtà sono analoghi alla nostra, comparabili però con la nostra, la lingua propria è presente in maniera veramente normale della società, è un strumento speciale di convivenza e anche di buon accetto per chi vengono di fuori, è una risorsa per il sviluppo economico, lo vendite e sociale.
Quel che nos coventares, ecco, l'identità per noi è un fatto, una scelta, e soprattutto un prodotto di esperienze e relazioni, ha dinamiche e plurali, non è sierade, dinamiche e viarte al confronto con che altre identità. Le volte passate, insomma, è stato trattato, mi pare di Marco Stolfo, il tema della negazione, della minorizzazione, insomma, che ha colpito la lingua furlana, che sta là di essi sorpassate, e al di là delle normative in vore, volevi finire con questo, al covente cambiare la visione delle questioni linguistiche in Friuli. Te più par dai casi, la dinamica è stata tanti volte di un dualismo anche conflittuale dal passato, come le robe stanno migliorando, tra l'italiano e la lingua minoritaria, magari creando contrasti anche veri tra le minoranze che all'interno delle regioni, furlans e slovens per esempio. La questione linguistica del Friuli investita ed in sua in una tradizione e prospettive di plurilinguismo, quel che sta succedendo in maniera anche naturale. In Friuli vi 4 lingue storiche, furlan, sloven, italiano e tedesco, e un'evora di lingue anche rivadis des ultimi decenni di anni con i fenomeni migratori. Tra queste lingue non è nessun conflitto. Il conflitto in caso è tra gruppi di potere che vogliono imporre un'identità uniche su una comunità che è complessa. Fabio, bisogna che chiudiamo. Sì, l'ultima. Cialanti il Friuli in queste... Sì. È l'ultima dell'ultima. Sì. Sì, no, ho finito. È chiaro che la politica linguistica è importante. Siccome che non vi in tante occasioni approfittino, insomma, di Arlef, e credo che queste robe non siano neanche poco importanti, non può essere affrontate per separate, normalità dall'italiano e dopo tutele per sloveno, tutele dal furlan e tutele dal tedesco, ma tal suo complesso. In questo momento, soprattutto in queste ultime fasi, e è una riflessione che faccio soprattutto in direzione delle politiche, non succede così. Un buon obiettivo per tutta la società può essere che deriva a una comunità composta di più comunità in maniera stratificata e contaminata che riconosce con serenità il suo plurilinguismo, refutando qualsiasi dinamica di sostituzione linguistica e mettendo in vore i provvedimenti che convengono in passare a tutte la popolazione del Friuli le competenze in lingue furlane, slovene, tedesche e italiane, e per arrivare a obiettivi del genere la Regione e varese di rivendicare da Urman le competenze su politiche linguistiche, in particolare scuole, come per esempio le province autonome di Trento e Bolzano. E infatti la mia domanda sarebbe stata questa, che è quella della competenza sulla scuola, ma non la faccio perché altrimenti non è più finita, però però una domanda gliela devo fare, perché questa questione della deideologizzazione della lingua che ha citato Fabbro, a me preoccupa, devo dire, più che dell'insegnamento della scuola, perché spesso la difesa della lingua passa attraverso proprio l'ideologizzazione del rapporto fra lingua, territorio, scuola e istituzione. Andiamo a dire un catalano che, come dire, non è un valore anche ideologico oltre che ideale la lingua catalana in Catalogna, poi vediamo come va a finire. Quell'aspetto lì che voi citate come elemento positivo, io lo avverto invece come un pericolo di normalizzazione della lingua e di una sua trasformazione in lingua di relazione e basta, non come elemento identitario. Poi qua si apre un dibattitone che vorrei evitare, ma insomma questa parola di ideologizzazione non mi pare un elemento positivo, almeno vista da incompetente di questioni linguistiche. Una risposta brevissima? Brevissima, io sono d'accordo, di fatto non è che la do io, cioè queste parole avendo prade dal sociologo che ha fatto il studio. Dicono che soprattutto per i giovani, dicono che sono degli aspetti contraddittori, positivi e negativi, come che hai detto, no? Tal caso dei giovani
normale, no? Passare di un'elenga di che altre, anche perché la società in udade non è come l'italiano e il furlan, sono anche altri lenghi e i giovani sappassero naturalmente all'area scompagnata che a 3D in regione finalmente è un'emozione interessante sull'insegnamento dalla storia, ecco, lì che la regione muoversi un po' più di facile per accompagnare anche il senso identitario, sono tante altre saspiezza che hai dalla lingua. Però insomma lo sai, grazie. Va bene, se non vale portarsi la clac però, No, vabbè, ciao, poveri. No, ma lo sai come cadere dite, bisogna interpretarlo. Va bene, Don Geretti, ho detto prima che voi siete riusciti a rovesciare un po' la prospettiva. Il piccolo può diventare grande e non deve compiacersi del fatto che è piccolo, ma può appunto crescere, allargarsi, insomma. Lo spunto è fin troppo facile, io partirei da Illegio e aprirei al resto del mondo, ovviamente parlando anche del tema di oggi, quello dell'identità. Prego. Buonasera a tutti. Secondo me lo fate apposta per vedere se riesco a capire, invece non vi do questa soddisfazione perché non lo parlo ma lo capisco. È nel 96%. Lo capisco bene, faccio fatica a scriverlo con gli accenti giusti, ma lo capisco bene. Prego. Prima di ogni altra cosa ringrazio anche l'università che ha pensato a questa officina, a questo sistema di officine che aiutino la nostra terra e la sua gente a ricostruirsi in un momento storico delicato e complicato. Va bene, intuivo che forse la ragione per cui mi avevano cooptato a questo tavolo poteva essere il fatto che è abbastanza evidente la pervicace e bizzarra passione con cui opero perché dopo la città ricordata poco fa da Lorenzo, Illeggio sia la prossima capitale europea della cultura, ma probabilmente non arriveremo a questo, però insomma la passione con cui si lavora è per questo. Non è adesso il luogo di ripercorrere la vicenda di questo borgo alpino audace e per certi aspetti anche molto simile a molti altri della nostra terra friulana e della Carnia in particolare, nel quale però sono accadute delle cose, abbiamo potuto realizzare delle cose per la presenza di alcuni elementi che forse tornano utili alla riflessione di fondo di questa sede. Quest'anno siamo alla 15ª edizione della mostra in proporzioni internazionali che stiamo realizzando e abbiamo portato tra le case di 340 persone in questi anni circa 320.000 visitatori e ovviamente parecchie trasformazioni, alcune delle quali sono avvenute abbastanza drasticamente e altre con una pazienza tutta carnica che è amabilissima ma che domanda appunto di sapersi un po' alla volta destreggiare meglio con le sfide del presente e del futuro. Niente di tutto questo però sarebbe stato possibile se la comunità in questione non avesse avuto anzitutto una percezione di sé piuttosto nitida e robusta. Questo è un primo elemento da mettere in luce. Non è soltanto questione di essere eredi di un patrimonio, perché lo si può anche essere distrattamente e in modo relativamente inconsapevole. Mentre gli illeggiani, che condividono un patrimonio addirittura linguistico, nel senso che il loro friulano ha delle particolarità, come in 1000 altri posti della nostra terra, differenti da quelle dei villaggi accanto, delle ritualità proprie, delle particolarità perfino liturgiche, per certi versi forse genetiche e caratteriali e via di seguito, tutto questo non è semplicemente un dato di fatto, ma è proprio un immaginario condiviso che passa nel sangue fin da giovanissima età, che significa la condivisione proprio di simboli di una epopea che è fatta di personaggi tra il comico e l'eroico che tutti conoscono
e dal forte senso di appartenere ad una stirpe ben particolare. Tuttavia nemmeno questo è sufficiente, perché se noi fondassimo l'identità e la sua custodia, per così dire, soltanto retrospettivamente, rischierebbe di morire comunque in breve tempo. Dunque era importante anche una percezione prospettica e non soltanto retrospettiva dell'identità illeggiana. Detto altrimenti, il Paese doveva percepire di avere una missione da compiere. Nel momento in cui ha una missione da compiere, si trasforma in una unità dinamica che vuole la propria compattezza, che fa leva sulla propria originalità come una risorsa aggiunta e non come una limitazione o una menomazione. E lo fa con una passione che ha proprio il sapore della sfida. Questo, secondo me, è anche molto, come dire, vicino a uno degli insegnamenti, per parlare di ciò che mi è un pochino più familiare, che si desumano dalle Sacre Scritture. In quella fonte della fede che è la Sacra Scrittura, sul tema di cui noi stiamo parlando, se una cosa è evidente è che un popolo esiste e resiste nella storia nella misura in cui è consapevole di avere una missione spirituale. Israele è un caso impressionante e chiarissimo. Quando perde questa percezione, quando si accontenta di un'altra visione di sé, molto più povera o molto più statica, non è più garantito che riesca a darsi uno slancio e un futuro. Questo è un po' quello che è accaduto nel nostro piccolo e che continuiamo a fare, anche per l'audace, forse sproporzionata, ma comunque appassionata convinzione che non lo facciamo soltanto per chi vive a illeggio, ma per contagiare in un certo senso tutte le altre periferie, specialmente montane e relativamente avvilite dall'emorragia di gente, di intelligenze, di giovani, di prospettive, sul fatto che è possibile invertire la direzione facendo cose diverse, ma con quello spirito lì. Cioè cercare di essere un segnale di speranza per altri. Se da tutto questo devo trarre delle conseguenze per il cantiere Friuli sul tema dell'identità e dell'autonomia, tento di farlo brevemente, anche se in genere la teologia è il mio campo, ma comunque sperando di non combinare pasticci in questo ambito, tento di desumere qualche considerazione utile. Allora, una prima considerazione utile è che mi pare scientificamente opportuno e necessario studiare e fondare il concetto stesso di identità, perché lo stesso concetto di identità è talvolta messo in discussione e messo radicalmente in dubbio. Nei giorni caldi della crisi catalana leggevo su Repubblica l'intervento di una grande figura della cultura ispanica che proprio sosteneva l'inconsistenza e l'assurdità del concetto stesso di identità. Ora, soprattutto un'istituzione di obiettivo scientifico come l'università su questo può e deve dare un importante contributo. Una seconda cosa che mi pare molto rilevante per l'officina, il cantiere Friuli, è quello di studiare il nesso strettissimo che c'è tra l'assetto istituzionale di una comunità e l'idea di comunità e di identità che quella collettività ha e possiede. Se non vi è corrispondenza adeguata, cioè se l'adeguatezza è soltanto quella, come dire, della efficienza amministrativa, ma non anche l'adeguatezza tra le strutture istituzionali e la percezione di sé che ha una collettività, quel sistema credo a occhio che a lungo termine arranchi e tenda a implodere.
Secondo me questo però deve essere oggetto di uno studio accurato che proprio questa officina fa bene a portare avanti. Una terza considerazione che proprio dal discorso che facevo poco fa mi pare utile desumere è che è molto importante riuscire a declinare il tema identità-autonomia per quanto riguarda il Friuli in chiave prospettica e non unicamente di tutela di qualche cosa che abbiamo alle spalle o di un dato di fatto statico, in modo prospettico. Ora, prospetticamente e in un certo senso anche astutamente rispetto all'interlocutore statale che non è sempre così positivo nei confronti della prospettiva autonomistica negli ultimi anni, strategicamente e prospetticamente noi dobbiamo tentare di dimostrare che l'autonomia è uno strumento intelligente, che fanno molto bene ad invidiarci con antipatia agli altri, perché lo dovrebbero desiderare anche per sé, piuttosto che biasimare che noi ce l'abbiamo. Dovrebbero desiderarlo anche per sé, perché l'autonomia è lo strumento che consiste nel poter adottare soluzioni differenziate per situazioni differenziate. È molto semplice, addirittura ha a che vedere con uno dei principi della teologia morale, cioè l'idea di giustizia, che non consiste solo nel non poter trattare diversamente gli uguali, ma anche nel non poter trattare ugualmente i diversi, per la stessa morale ragione. Le differenziazioni che socialmente, economicamente il Friuli e il mondo giuliano vivevano quando fu creata questa regione erano uno dei motivi per dotarla di strumenti autonomi. Questa regione, in uno spazio ancora molto piccolo, contiene al suo interno ancora delle gravi differenziazioni. Io vivo in montagna, quello che abbiamo fatto a Illeggio è un modo anche per accendere un faro permanentemente, in modo non lamentoso e polemico, ma incoraggiante e di speranza, sul fatto che comunque metà del territorio del Friuli Venezia Giulia è in una condizione deplorevole. E lo è rispetto all'altra metà e rispetto alla situazione di praticamente tutto il resto dell'arco alpino italiano. Che in una regione così piccola si tollerino delle così gravi disparità e così persistenti è un po' scandaloso. E su questo fronte è difficile agire con strumenti ordinari perché il problema è di proporzioni straordinarie. Dunque non è né sorpassata né inutile l'autonomia, semmai andrebbe eventualmente ricalibrata e forse addirittura rafforzata su fiscalità o altri strumenti possibili che servano proprio al riequilibrio delle disuguaglianze ingiuste. Se la regione Friuli Venezia Giulia, che ha sempre saputo dimostrare nella sua storia di usare bene gli strumenti di autonomia che le sono stati dati, facesse un'altra bella prova di sé, darebbe in un certo senso un suggerimento all'Italia intera, allo Stato, alla Repubblica, sul fatto che adottare questo genere di assetto è positivo per una riforma istituzionale, costituzionale dell'intero nostro Paese. Ecco, penso che su questo fronte, poi eventualmente su un'altra piccola cosa che riguarda la piccola comunità, ancora si possa dire un suggerimento. Se fossimo partiti nel progetto di Illeggio interrogando Udine sia dal punto di vista diocesano, sia dal punto di vista della provincia o della regione, eccetera, probabilmente saremo ancora a discutere. Siamo partiti proprio dalla comunità locale e dalla sua capacità di auto-organizzazione, che poi sussidiariamente e solidalmente ha tentato di domandare le alleanze giuste ai vari altri livelli per completare l'opera. Credo che anche nel ripensamento interno che il Friuli Venezia Giulia deve fare per il sistema delle sue autonomie locali, debba partire col cosiddetto approccio bottom up, se dico bene, cioè partendo dalle esigenze
delle piccole comunità che vanno amministrate e costruendo gradualmente i successivi contenitori istituzionali secondo un criterio di sussidiarietà. Cioè la prima cosa che il riformatore dovrebbe tentare di studiare, con suggerimenti utili che potrebbero venire da questa officina, è il comune e il sistema di governo della piccola comunità, per poi chiedersi come abbia senso creare alleanze più vaste e enti di conseguenza più vasti che aiutino i comuni prima di tutto a vivere bene. Potrebbe darsi che il sistema delle microprovince UTI che attualmente sia appaia piuttosto risibile, potrebbe essere che si valuti che forse il Friuli in quanto tale possa e debba avere una sua chiara corrispondenza istituzionale. Potrebbe essere che si debba ripensare diverse cose, alleggerire la regione invece che appesantirla ulteriormente. Non sta a me dare indicazioni del genere, però mi pare che questi siano utili terreni di lavoro. Grazie. Presidente. Prego, prego. Bene, grazie, buonasera a tutti e bentornati. Io, in un cantiere credo che ognuno si muova avendo come obiettivo un qualcosa da fare che possa portare alla costruzione, e quindi quello che si dice in una discussione dobbiamo sempre pensare che deve essere trasformato in azioni che possano essere utili e generare benessere e valore comune. Allora io vorrei provare andare in scia con la parte manifatturiera dell'intervento di Germano Scarpa prima e accodarmi anche alle considerazioni che così bene ha fatto Don Geretti. Allora, credo, se avevo interpretato bene, che il compito di stasera era proprio quello di provare a declinare l'identità e la generazione di valore. Perché anche noi in Fondazione abbiamo l'ossessione buona della generazione di valore. Noi dobbiamo fare degli interventi che portino generazione di valore per l'interesse collettivo. E allora, se così è, quella di stasera è una giornata fondamentale per il cantiere, perché a me viene da dire che oggi il cantiere fattura. Cioè oggi il cantiere ha raggiunto uno stato di avanzamento che è quello economico, e da qui parte il fatturato, cioè da qui siamo utili alla società, cioè stiamo facendo un ragionamento di identità e autonomia che però ci porta a generare il valore utile. Bene, cosa può fare la Fondazione Friuli in questo contesto, in questa premessa che ho fatto? Mi permetto di fare, allora se consideriamo la Fondazione un'istituzione, mi piacerebbe fare due esempi operativi di come all'interno di questa istituzione viene vissuta quotidianamente il concetto di identità. Prima cosa, sempre operativo, la Fondazione nelle proprie decisioni strategiche di investimento del patrimonio ha riservato delle risorse o delle quote da destinare a fondi che investano nelle piccole e medie imprese. Ma perché? Perché tutti diciamo che il tessuto produttivo italiano è fatto da piccole e medie imprese, ma non dobbiamo mettere punto, dobbiamo dire eccoci qui, poco o tanto quello che possiamo ci siamo, ed è un valore oltre che simbolico di discesa in campo a fianco dei nostri piccoli imprenditori che nella quotidianità affrontano i mercati. Questa è identità vissuta all'interno della nostra istituzione. Secondo tema che ha aleggiato più volte sul tavolo, e so che il direttore lo voleva fare oggetto di una domanda, mi permetto di trattarlo, la formazione. È un riferimento fondamentale dell'attività della Fondazione. Vi chiedo, vogliamo provare un attimo solo a considerare 4.0 una realtà? Non è una realtà solo dal punto di vista dell'incentivazione, e già lì per me è stata una decisione di politica industriale stratosferica, ma ormai è una realtà applicata, è una realtà per la quale entro il 2019 avremo installate 45.000 nuove macchine, ci saranno 14 miliardi di investimenti. Qual è il problema che con visione identitaria noi dobbiamo affrontare?
Dove ci sono tutti i tecnici in grado di elaborare le grandi masse delle macchine che vengono messe a disposizione? E secondo problema, chi farà la formazione ai collaboratori attuali nelle nostre aziende? Io credo che un problemino di trovare il numero adeguato di tecnici che servono per garantire il benessere collettivo ce l'abbiamo. E con visione identitaria è un tema che possiamo affrontare qui, da soli, domani mattina, senza aspettare nessun provvedimento di legge. Basta volerlo fare. Mi ha colpito la dichiarazione di un piccolo imprenditore di Varese che fa delle macchine per lavorazione della carpenteria e sono assolutamente innovativi. Quando fanno la presentazione delle macchine, sia presentato a una multinazionale, sia presentato a una piccola impresa, ma sapete qual è la domanda che gli fanno? Neanche il prezzo, neanche l'installazione, neanche i tempi di consegna. La domanda è chi la farà andare. E questo è un tema di assoluta necessità di riflessione. Non vi do numeri, perché l'Italia produce 8.000 supertecnici all'anno, la Germania ne produce 80.000. E stiamo parlando del primo e del secondo paese manifatturiero in Europa. Decliniamo identità e generazione di valore. Occhio, ricordiamoci questi riferimenti. Chiaro è che dobbiamo riconoscere che fortunatamente non siamo nell'età della pietra, cioè non è che dobbiamo partire da zero, dobbiamo avere la forza e la voglia da friulani di fare degli upgrade. E dobbiamo avere questa forza anche a 50 anni, anche a 55. Perché se è vero che siamo friulani e abbiamo quelle motivazioni, questo è il momento di far vedere che quelle motivazioni ci sono. E condivido in pieno quello che dice Don Geretti, perché è lì, dobbiamo essere i migliori. L'eccellenza dobbiamo rappresentare e allora sì che l'identità ha valore. E il tema della transizione scuola-lavoro è un tema che sta particolarmente a cuore alla Fondazione, perché è il vero tema. Cioè non puoi arrivare a fine corso formativo e chiederti dove, come e quando c'è il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Non lo puoi fare l'ultimo giorno di scuola. Devi costruire una filiera formativa che deve essere fatta di scelte e di opportunità. Le scelte competono le famiglie e i giovani, le opportunità possono competere anche istituzioni come la Fondazione Friuli, che dedica parecchie risorse alla scuola ogni anno. Il riferimento conclusivo è: occhio che senza super tecnici non si compete e quindi identità, autonomia, non identità e non autonomia non siamo competitivi se non abbiamo le materie prime. E allora, e qui chiudo e vi saluto, la sintesi assoluta delle parole che si potrebbe trovare spazio nella giusta collocazione, nella giusta declinazione dell'identità, la cosa più bella, che in pratica è quella che ha detto anche Don Geretti, far coincidere la friulanità con bravura, che è una cosa che non sarebbe la prima volta che succede nella storia di questa regione. Perché ricordo la storia dei nostri migranti. Friulano era bravissimo quella volta. Adesso è cambiato il mondo. Super tecnico per friulano deve essere sinonimo di bravura. E a quel punto significherebbe che abbiamo messo in piedi il corretto sistema formativo che ha saputo formare i giovani, ma soprattutto garantire ai giovani quella transizione scuola-lavoro che adesso è abbastanza problematica. Grazie ancora per aver scelto questa sede per questo cantiere. C'ha ragione il Presidente. Professoressa D'Orlando, ci saluta lei, c'è qualche domanda, qualche intervento prima di dare la parola? Prego. No, ma intanto si prepara. No? Vai lì che così ti... Prego. A parte che col vocione che ha si sente... Registrano. Ok, dell'officina, quindi un po' officina sperimentale ovviamente.
Mi è venuta un'idea sentendo un po' lo scambio di battute tra Monestier e Cressati, che ringrazio per la sintesi che ha fatto della seconda evento in cui ero presente anch'io, che è stata, mi riconosco, credo che tutti si riconoscano, gli altri colleghi con me. Però ecco, la battuta, la tua risposta a Monestier è quella che mi ha fatto pensare e non mi è piaciuta del tutto. Il tema che voglio porre alla vostra attenzione è quello della diversità, che vorrei che non si associasse troppo a identità e a difesa dell'identità, un po' anche sulla linea degli imprenditori, l'imprenditore culturale Don Geretti, se lo posso chiamare in questo modo, credo che non si offenda, è quello manifatturiero che hanno parlato. Caro Claudio, io sono, come ho detto l'altra volta, un emigrante settimanale e un po' mi si dice, ma sti friulani antipatici, no? A Padova, non è che i padovani, caro Monestier, siano molto più simpatici, ognuno, però voglio dire, un po' diversi, un po' strani, no? Parlate sta lingua. Ora, se io rispondessi, no, ma la ricordavo come direttore del Mattino, ma se io rispondessi, ma è normale essere antipatici, siamo diversi. Ora qui ci sono ottimi italianisti, magari mi bacchetteranno, ma se non ricordo male, diverso dal latino divergere, cambiare verso, voltarsi dall'altra parte, anche voltarsi dall'altra parte. E no, questa non è la diversità, e purtroppo è una diversità che ci rende antipatici. Cioè io la proposta che faccio, poi è strano perché è un giurista che gli vai a parlare di queste cose, ma la collega D'Orlando è una giurista diversa in senso positivo, cioè una con cui si può parlare, ecco, un insegnante di marketing come me può parlare con lei che è una giurista. Metto questo tema alla discussione. Sarebbe interessante che da questa officina si lanciasse un messaggio del tipo: per sentirci friulani o per sentirci più friulani forse ci dobbiamo sentire un po' meno diversi, perché guardate, questa è cioè nel senso di non voltarsi dall'altra parte, come spesso accade. Guardate che questa è una premessa per comunicare bene in Italia e nel mondo. Adesso non voglio dire, voglio fare il marketing della nostra identità, ma se Don Geretti avesse messo questo elemento nella comunicazione che ha fatto di quella gioiello che ha creato insieme ai suoi collaboratori a Illeggio, secondo me non andava da nessuna parte. Poi dopo tu vai a Illeggio e scopri anche queste cose un po' strane che la rendono... Poi se ci arriva il cinese e considerano Illeggio una cosa esotica, che ci frega, insomma, no? Importante che venga ad Illeggio. Guardate che il nostro turismo, l'altra volta ho fatto una provocazione sulla Carnia e dico, caro Don Geretti, risorse straordinarie, ma moltiplichiamo per 1000 gli imprenditori culturali e non culturali alla Don Geretti, perché altrimenti sono risorse che rischiano di non risolvere il problema. Se poi parlassimo di tutto il discorso della vocazione turistica del Friuli, troveremmo che rimuovere questa premessa negativa del sentirsi un po' troppo diversi aiuterebbe sicuramente le cose. Grazie. Scusate se vi ho... Prego, Stolfo voleva dire una cosa. Sì. No, volevo dire una cosa sulla montagna, Grandinetti, se mi permette. Poi sono un po' monotematico, magari dicono che dico sempre le stesse cose, ed è anche vero, probabilmente mi sto rincitrullendo anch'io. Guardate però che questa cosa che sono state date poche risorse alla montagna non corrisponde completamente al vero. Può essere che in proporzione rispetto alla... No, ma dico, però la vulgata comune è la montagna è abbandonata, la montagna ha avuto pochi investimenti, non corrisponde esattamente al vero. Diciamo che almeno dal mio punto di vista sono state sbagliate i tipi di iniezioni di denaro che sono state fatte alla montagna. L'idea spesso è stata quella di riprodurre piccoli modelli cittadini, spesso di portare molta pubblica amministrazione, qualcuno a un certo punto voleva anche farci la provincia nuova in Carnia, no? Come se questo potesse essere in qualche modo uno strumento di sviluppo. Non lo so, magari sì, non so, non ho convinzioni da questo punto di vista.
Quello che è mancato è Ungeretti che, oltre ad amare la sua terra, volesse metterci dentro anche di suo nel motore un'idea, che non fossero soltanto contributi, perché gli abbiamo dati i contributi per i trattori, gli abbiamo dati i contributi per l'albergo diffuso, ma non è che il turismo ne abbia risentito in maniera proporzionale all'investimento. Poi non voglio fare polemica, ma cioè che dobbiamo... Solo che lo ha scritto il suo giornale e in Carnia sarà difficile per me andare. Ecco, cioè bisogna restituire ai montanari, bisogna restituire la dignità della loro appartenenza al territorio, cioè non è disdicevole essere un montanaro e magari fare l'allevatore in montagna, è che per tanti anni gli hanno detto no, guarda, è meglio che chiudi e scendi a fondovalle ad andare a fare il metalmezzadro, no? Cioè lavori in fabbrica, poi nel tempo libero ti tieni un pezzettino di terra. E quel passaggio lì che qui abbiamo visto con Geretti su un focus particolare, forse sta un po' invertendosi. Io vedo che ci sono delle apprezzabili iniziative imprenditoriali in montagna, i ragazzi cominciano a voler rimanere lì, spesso sono laureati, vanno a lavorare la terra e non se ne vergognano. Quindi è un po' come il friulano, no? Siamo passati dalla fase in cui ci si vergognava, però non è che il pubblico ci abbia molto aiutati culturalmente in questo, il pubblico inteso come denaro pubblico in questo passaggio. Stolfo. Sì, buonasera a tutti, le pozdrav vsem, guten Abend, buonasera. Teslengis dal Friul, un Friul che è al monte in Europa. 3 osservazioni curtis e che si toccino. Le prime, le provocazioni di Grandinetti erano ai 5 di febbraio, che tavole casi c'è in queste sale, ma io sinceramente penso che può inclamare diversità da divergere o differenze che si dice calore. Io penso che il problema non sia di tanto di essi. Il problema è che i furlans andan, e per esempio anche c'è che diceva Scarpa prima, alle che di vepore di essi furlans e di mostrare le muse, le lenghe, gli slenghis, a che altri, no? Come scrivi in merito di te, no? Allora io penso che le antipatie è di più un problema di cui calapore di diversità o di differenze di cui arriva dal Friuli. No? Cioè non è un problema dei furlans, anzi i furlans forse ci sono anche masse di non essere differenze, di non essere furlans. Ecco, forse come altri sono le possibilità di fare il contrario. E quindi come osservazione e forse come domande, le esperienze che avete presentato erano veramente un lavoro interessante, se io penso che vi fate bene come officine a clamare chi sul punto di vista un lavoro differenza, però convergenza sempre in che linee che Morandini nos dice, le linee delle fatturazioni. Io dico che le linee delle fatturazioni anche quando si fa un professore dell'Università del Friuli di Patrie e un presidente di un'istituzione regionale che fa per Furlan, a Sinta al 2018, vi fa tanti passi in denante, stiamo fatturando. Le domande chieste per Scarpa, appunto, forse chieste, io non sono convinto che i furlans siano insiarati perché sono furlans. I furlans sono insiarati perché andano pure di essi furlans. In tutte le logiche di negazionismo, minimalismo e ande positive, che è un po' il ragionamento che ho fatto altre volte. E ora vi sapesse forse su queste punti di vista può iniziarsi in convigno o se invece o sin contrari su un che l'altro. No, possiamo essere d'accordo su questo. Vorrei aggiungere brevemente una cosa. In Biofarma lavorano 440 persone, è una piccola comunità, no? Un paesino del Friuli. All'inizio era tutta gente del luogo, poi abbiamo dovuto cominciare a cercare persone, sono arrivati anche extracomunitari. La capacità di accoglienza che io ho visto all'interno della fabbrica, a parte le persone che lavorano, è stata incredibile, eccezionale. Quindi, secondo me, noi abbiamo delle caratteristiche e delle virtù, se le posso chiamare così, che non sono sempre comuni. Abbiamo la capacità, direi, rispetto ad altri, del rispetto delle regole, e il rispetto delle regole e la creazione delle regole ci permette di fare anche una buona accoglienza, perché mettendo con chiarezza prima quali sono le regole, poi abbiamo avuto a merito di tomba, a un certo punto sono arrivate delle famiglie di pakistani, e lo dico sempre per far sorridere la platea, a un certo punto i
Meretesi diceva tu has vedut, le femmine a stadaur, no? Cioè perché evidentemente andavano a passeggio, lo dico con evidente in modo ironico, no? Quindi nella mia piccola esperienza dico che l'integrazione si può fare, sicuramente, come dico che effettivamente il friulano ha spesso paura quasi di offendere gli altri per il suo essere friulano, ma perché ha delle capacità intrinseche che molto spesso non trova. Vorrei dire anche una cosa a Morandini. Noi, i friulani, hanno una grande capacità di lavorare e una grande competenza nel lavoro, ma le competenze stanno cambiando. Stiamo attenti a non far perdere ai friulani questo primato, se lo posso dire, non portandoli in quelle specializzazioni che da oggi al nostro futuro cambieranno e avranno bisogno di gente che sappia fare dell'altro. E questo è un messaggio che va raccolto. L'università, la scuola, assieme all'industria, secondo me, sono il posto giusto per portare a casa questo risultato. Grazie. Terza osservazione, le ambivalenze sulla deideologizzazione delle questioni linguistiche. Io sono d'accordo, mi pare che il direttore ministeriale, anche il presidente Fabbro, in realtà ha palesi una visione positiva e anche una preoccupazione di questo punto di vista. Perché evidentemente se per solito le deideologizzazioni rispetto a che è una rivendicazione positiva di diritti in particolare, allora dico che o che si dà per scontato che i diritti sono, o che si contenti che i diritti non si può svegliare. Che è un po' come in un altro contesto, probabilmente, che non parte anche forse a fare un ragionamento siamo antipatici a chi non accoglie bene la diversità o la differenza che si voglia. Un po' come ande forse di dà tanti robi per scontati a livello anche da Stato italiano in questo periodo, e quindi probabilmente torna a sbrissare in che Piero Gobetti acclamava l'autobiografia della nazione. Quindi pensi che insomma la deideologizzazione si dice preoccupante, che in realtà stanno le identità e une pratiche e une relazioni alle un fa che doprà per esempio gli slenghis dal nostro territorio come pratiche e diventino una forma che di ideologie in termini positivi, cioè una maniera di pensare per relazionarsi col mondo che è un po' che dovrebbe essere l'aspetto, una normalità cosciente. Ecco, probabilmente le prospettive positive può dare queste. Io si arricca e us ringrazio. Grazie. Chiamo la professoressa D'Orlando. No, scusi, prego. Tra l'altro, scusate, completamento del ragionamento di Stolfo, veramente una nota velocissima a proposito di questa parola orribile della deideologizzazione, eccetera. In Veneto sta accadendo esattamente il contrario. Mentre per anni c'è stato lo stesso atteggiamento dei friulani, non si parlava veneto perché comunque era una forma, adesso si sta ideologicizzando la lingua veneta, anche per ragioni politiche, legato al dibattito sull'autonomia, ma sta capitando esattamente il procedimento inverso a quello che mi pareva di aver capito, insomma, venisse registrato nello studio citato. Prego. Grazie, prendo la parola come membro più giovane della componente giuridica dell'officina per lasciare poi la palla alla nostra coordinatrice, ma però sono anche friulano e vorrei aggiungere un difetto. Abbiamo elencato anche un po' di difetti dei friulani, aggiungo la paura di sbagliare. E diciamo anche questo, che la cattiva nomea dell'autonomia speciale non dipende tutta da noi, ma dipende da anche componenti politiche delle ordinarie, le quali dicono avessimo la specialità faremmo chissà che meglio, un po' come la politica nazionale dice è colpa dell'Europa. Insomma, lo scaricabarile fa la sua parte. Seconda considerazione, sempre molto veloce, sono d'accordo con lei, invece la simmetria sembra un po' a chi studia i temi del decentramento territoriale eccetera come la strada da percorrere, sia magari in prospettiva a livello interno, il nostro riordino territoriale, sia a livello nazionale, perché nell'idea di degli assetti istituzionali che siano disegnati, tagliati sulle esigenze dei territori. Però i territori devono esprimere delle esigenze, devono esprimere delle idee, perché altrimenti non si va da nessuna parte. E allora faccio l'ultima considerazione.
lascio poi la possibilità di smentirmi alla professoressa, ma noi forse come componente giuridica abbiamo interrogato tutte le altre competenze per farci illuminare sull'identità, partendo da forse una pretesa un po' più minimale, cioè quella di avere delle idee sull'ordine territoriale. Ci troviamo, in termini di valore prodotto, quasi sommersi dal valore, direi, dal mio punto di vista, perché sono usciti spunti sulla lingua, spunti sulla cultura, spunti economici. Io credo che avremo abbiamo bisogno di tempo per metabolizzare quest'idea. Però penso anche questo. Si è scritto che la nostra specialità in origine è la specialità più debole, perché lo statuto non disegna tante competenze, una specialità però noi diciamo infieri da pensare in futuro. Forse, di fronte a tutte queste idee, mi viene da dire che la nostra specialità sono le idee che avremo, che abbiamo, che possiamo avere in futuro. Vi ringrazio. Sì, nessun problema, tanto mi pare che si sente bene. Si sente bene. Autonomia è economia, economia è autonomia. Ma volete rifarmi a quello che ha detto Don Geretti, dal valore spirituale che ha avuto per Israele la Lega. È una roba che in Friuli non si sa, è che se la Lega ebrei è tornata a rinascere, è per merito di due furlani dalla diaspora. E precisamente un che si chiamava Samuel David Luzzatto, Shadal, e che l'altro è Moshe Chaim Luzzatto, uno era di Salmenel e che l'altro di Rivignano. In Israele, che volte, non si rivelava più ebrei, se che era perduta, lui si rivelava aramai. E per merito di che due che sono stati di due colonie dalla ricostruzione dagli ebrei, si è ricostruito anche Israele. Però gli israeliani hanno fatto una roba e hanno saputo costruire la loro autonomia attraverso la loro economia, e se sorta di autonomia, di economia e di autonomia, che è una roba che Cavia si è sempre vergognato di fare, perché senza scomodare i catalani, 40 anni fa, dal 1972, quando io per primo in Friuli e mi hanno tutti a studiare catalano, a mi sapevo imparare un fascista, anzi per merito di Lucio che pseudo-furlanisti di Sanca, di che in questo momento vuole portare con la scusa di viaggi, a parte in il Friuli o il Furlan, da Furlan a Friuli Giules. Se padrete di che è il trivenio, perché non stiamo a smentirsi che persone come Illi hanno sbattuto e hanno sbattegolato un gruppo di creare la grande regione, il Trivenio, Trentinse, Sud Tirolese e che hanno detto filà. Però il Furlans ha sempre bisogno di viaggi, sì, e che confonde sempre la viarta mentale con un altro tipo di viarta, e hanno detto sì, si incappa. Non è altro il bisogno. Lo spunto era buono, Però storicamente il Friuli è stato un pochino attaccato al Veneto, perché la Serenissima aveva le sue propagini fino a qua, no? Sarà successo dopo. L'ultimo doge era pur sempre un friulano, mi viene da dire, poi, insomma, per carità. Prego. Ah sì, scusi, non l'avevo vista, prego. Sai che non esistono domande stupide, no? Esistono risposte stupide, ma domande stupide mai. Una è molto terra a terra. Volevo chiedere alla signor Scarpa praticamente che differenza c'è a fare l'imprenditore in una regione normale e in una regione a statuto speciale. Cioè qual è il valore aggiunto a lavorare in una regione di questo tipo. L'altra invece domanda la riservo per la dottoressa Orlando. Volevo chiedere, a 40 anni dalla fondazione dell'Università di Udine, oggi come oggi, sì, e del Friuli, no, adesso vedete anche perché, a 40 anni dalla fondazione dell'Università del Friuli, quali sono le caratteristiche, quali sono gli indicatori che possono dirci che adesso questa università è ancora un'università che sta rispondendo a quel famoso articolo 18 che avevano dello statuto che
confronti della terra friulana. 40 anni di distanza, siamo ancora su quella linea o possiamo chiamarla adesso invece tranquillamente Università solo di Udine? È un po' provocatorio. Grazie, vede, belle domande. Scarpa, lapidario, rispondiamo e poi facciamo salire la... No, cosa? No, allora, io purtroppo ho fatto l'imprenditore solo in Friuli, però posso dire una cosa, che una regione dove la sanità funziona meglio di altre regioni, dove comunque c'è un patto sociale che mi pare tiene le persone in un sistema di, posso chiamarlo armonia, poi ci sarà sempre qualcuno che non è contento, sicuramente fa fare più facilmente impresa, questo sicuramente. Quindi io ritengo e sono grato, essendo di avere dei debiti verso questa terra, che aver avuto la fortuna di intraprendere qui un'attività, per quanto all'inizio, come ho raccontato, tutti lo consideravano un grande svantaggio, è invece diventato poi, anche perché poi il mondo è cambiato, un grande vantaggio competitivo. Voglio vedere come ne esce da questa domanda insidiosa. No. Dunque, intanto comincio col dirle che io ho solo qualche anno di più di età della nostra università e quindi posso risponderle evidentemente per la parte di università che ho vissuto io. La nostra università obiettivamente nasce nel panorama italiano come un unicum, cioè non ci sono altre università che nella loro legge istitutiva hanno questa missione, per ricordare la missione di cui parlava anche Don Alessio. E adesso non mi dilungo su quanto significativa sia stata la richiesta e anche l'ottenimento della creazione di un'istituzione di alta cultura in questo territorio, soprattutto in un momento così tragico come quello post-terremoto. La nostra nasce quindi come una università territoriale. Teniamo però presente che la nostra è anche un'università statale, per capirci. Ci sono in Italia molteplici tipologie di università, private, pubbliche statali e pubbliche locali. Nel caso della realtà del Trentino, per esempio, non so se lei lo sa, è stata fatta una scelta non molto tempo fa, tra l'altro, che ha fatto sì che l'Università di Trento sia diventata un'università provinciale. È un po' come se da noi l'Università di Udine e l'Università di Trieste diventassero università della regione Friuli-Venezia Giulia, come paragone. Perché dico questo? Perché nel momento in cui noi agiamo come istituzione pubblica statale, dobbiamo sempre tenere presente che agiamo sì con una missione genetica che è del tutto particolare, ma ci muoviamo nell'ambito di un sistema che è un sistema statale, cioè che trascende quelli che sono i confini del nostro territorio. E questo è un primo dato. Diciamo il profilo più impattante di quello che sto dicendo è quello dei finanziamenti, tanto per andare sul concreto. Un secondo dato che porto alla sua attenzione come riflessione, perché non sono nelle condizioni adesso di fare la cronistoria di 40 anni di attività fatte o non fatte per il territorio. Un secondo elemento che porto alla sua riflessione è perché le facevo anche l'esempio del Trentino, perché è chiaro che nel momento in cui una istituzione di alta cultura è in rapporto così diretto e così stretto, organico, potremmo dire, con l'istituzione territoriale, è chiaro che esistono delle forme di sinergia molto strette, che al lato pratico che cosa vuol dire? L'istituzione territoriale elabora delle politiche pubbliche, l'istituzione di alta cultura, nella parte che le compete, dà loro attuazione. Quindi in questo caso c'è un rapporto, direi quasi di immedesimazione tra l'uno e l'altro, comunque di stretta complementarietà. Anche qui, ciclicamente, ritorna il tema della regionalizzazione delle università come tema che in qualche modo potrebbe rendere più efficace
l'azione delle università per il nostro territorio. Abbiamo visto questo è un tema molto delicato. Noi non siamo una realtà omogenea come quella trentina e quindi ci sarebbero aspetti positivi e aspetti negativi nell'essere un ateneo dipendente da Trieste, tanto per essere molto chiari. Però credo che la questione della regionalizzazione in realtà sia un falso problema, perché è possibile, anzi io direi è doveroso, che il nostro ateneo in particolare crei una rete, crei delle alleanze con il territorio circostante, a prescindere da quello che è il contesto nell'ambito del quale, per esempio, nasce e si sviluppa il mio contratto di docente, che è un contratto statale. E questo da cosa dipende? Dipende dalle politiche che l'Ateneo fa. Io posso rispondere per quanto riguarda le politiche che l'Ateneo sta facendo in questi anni, e le politiche che l'Ateneo sta facendo in questi anni, e questo cantiere ne è un esempio evidente, sono chiaramente orientate a creare aperture e sinergie con il territorio, proprio riprendendo quella vocazione originaria che il nostro Ateneo ha. Nel mio piccolo io posso dirle che da quando ho preso servizio in questo Ateneo io ho sempre lavorato in questa direzione, tra l'altro occupandomi di temi che sono molto borderline con l'attività politica, perché chi si occupa di istituzioni necessariamente deve fare i conti anche con il contesto politico. E purtroppo devo dirle che spesso e volentieri, pur non essendo io politicamente militante da alcuna parte, ho spesso trovato diffidenza da parte della politica nel ragionare serenamente di ipotesi, di proposte. E questo, devo dire, è un dato che ricordo sempre con grande dispiacere, perché finché c'è diffidenza reciproca tra istituzioni non si riuscirà mai a fare il sistema. Questo è il vero tema, ma è un tema che non può essere posto unilateralmente all'università, deve essere posto a tutti gli interlocutori, a tutte le parti del gioco. Sì, almeno questo è il mio pensiero. Per chiudere direi, io devo dire la verità, nel momento in cui abbiamo pensato con i colleghi non giuristi, in particolare Cressati e Vicario che sono qui presenti e Marco Stolfo, di approfondire il tema dell'autonomia, io ero un po', non dico perplessa, però ero un po' dubbiosa su quello che sarebbe stato l'esito concreto di questo approfondimento. Proprio da giurista positivista, lo ammetto, ero un po' dubbiosa. Devo dire che in realtà invece siamo andati al cuore del problema, perché da quello che è emerso e che mi è piaciuto anche come è stato sintetizzato dalle parole vibranti del Presidente Morandini, noi adesso abbiamo comunque dato la prova che si riesce con molta fatica, perché mi rendo conto che è un percorso colossale, ma con molta fatica si riesce un po' alla volta, con l'apporto diciamo delle componenti più diverse della nostra comunità, a creare, a mettere a fuoco un concetto di comunità che in realtà c'è, ma probabilmente non è mai stato diciamo cristallizzato nella coscienza collettiva, come diceva Don Alessio prima. Si riesce a mettere a fuoco questo, e questa secondo me è la forza primigenia che consente poi a chi ci rappresenterà di avere una visione politica conseguente e coerente con le nostre esigenze. Perché, se posso permettermi, dal mio modestissimo angolo visuale, quello che spesso manca è proprio la visione, cioè quella che Don Alessio chiamava la missione. Di che missione ci sentiamo investiti in questo determinato momento storico? E questo dovrebbe essere tradotto in programmi politici. Ecco, e io penso che dal punto di vista del capitale umano e del capitale sociale, il nostro territorio del Friuli è di una ricchezza straordinaria.
forse deve solo cercare di essere un po' più incisivo nella sua interlocuzione col mondo della politica. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.